Riapre i cancelli il parco archeologico, prenotazioni sull'app Uline, ingresso gratuito fino al 7 giugno e nuove regole anti-Covid. Confermata la chiusura dei locali entro mezzanotte, passo indietro sul consumo di alcol, si potrà berlo all'interno ma non prenderlo da sporto. Arrestati i ventenni di Porto Empedocle per furto di ferro, a Licata padre e figlio coltivavano droga tra i meloni. Il candidato a sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, alla carica con lo slogan Ripartiamo. Ancora attacchi a Musumeci per la nomina di un assessore regionale della Lega. Ex 5 Stelle dell'Ars fondano nuovo gruppo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Riaprono i cancelli della Valle dei Templi, centinaia le prenotazioni sull'app Uline che permette di visitare i siti monitorando gli ingressi, oggi limitati a rigide fasce orarie e con un unico punto di accesso, la biglietteria Giunone. Per tutti i visitatori sono valse le nuove regole anti-Covid, distanziamento, mascherine e obbligo di sottoporsi al controllo della temperatura. Alla Valle si entrerà gratuitamente fino al prossimo 7 giugno. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Riapre stamani la Valle dei Templi di Agrigento dopo l'isolamento di 2 mesi avvenuto per via del Covid-19. I primi turisti sono arrivati oggi nonostante la pioggia imperversata al Tempio di Giunone. Un centinaio le prenotazioni già fatte al parco. La riapertura ovviamente seguirà i canoni imposti dalle norme di sicurezza. L'ingresso sarà gratuito fino al prossimo 7 giugno. Riapre grazie a un decreto assessoriale del nostro assessore, quindi abbiamo praticamente messo in campo tutte le direttive che sono state emanate dal nostro dipartimento, quindi triage, ingressi contingentati, poi su prenotazione, sarà gratis sino al 7 di giugno e che praticamente avremo, le visite saranno a blocchi di 50 persone, i bagni saranno aperti, i bagni saranno sempre disinfettati, i percorsi saranno separati all'interno della valle, quindi chi arriva su prenotazione può entrare dentro il parco. Chiaramente in questo momento è abbastanza semplice la fruizione perché si arriva giù al Tempio di Ercole e si risale all'interno del parco stesso e quindi sul lato destro si scende, sul lato sinistro si risale, in modo tale che possiamo organizzare una visita abbastanza sicura e distanziata all'interno del parco. Per i gruppi? Per i gruppi valgono le stesse prenotazioni, cioè quindi tu arrivi, prenoti, distanzi, fai la visita, dopo il 7 di giugno dovremmo essere completamente aperti e quindi dovremmo iniziare ad incassare i soldi, in questo momento siamo gratis, diciamo. C'è una richiesta online per i biglietti o si possono fare direttamente qui? No, in questo momento si fa una richiesta online, siamo circa, oggi all'apertura abbiamo 750 prenotazioni, quindi sono sempre aperti, ripeto, si entra a blocchi di 30, 40 e 50 persone, sono accompagnate dalle Coppie Culture, dei ragazzi delle Coppie Culture che organizzano la visita e accompagnano la visita appunto per fare mettere in atto tutta la circolare per il Covid. È stata una grande perdita da un punto di vista economico-finanziario ma anche da un punto di vista turistico e sociale. Beh, diciamo che 2 mesi di chiusura hanno recato un po' di danno economico al parco. Cerchiamo di riprenderci, comunque in questo lasso di tempo ci stiamo organizzando al meglio, abbiamo riattivato tutte le pulizie, abbiamo riattivato la pulizia della valle, abbiamo messo in campo tutti gli operai al fine di presentare la valle per l'apertura al top sia della polizia che dell'organizzazione. Ecco, avete avuto richieste al fatto che la valle si riapre, c'è di nuovo un interesse da parte dei tour operator? Ripeto, stamattina parlando con i ragazzi delle Coppie Culture abbiamo già 800 prenotazioni, come abbiamo visto poco fa c'è gente che viene da Palermo, quindi un certo senso di appeal c'è, quindi diciamo che inizia ad avere movimento la valle. E quest'oggi appunto la cultura riparte con una settimana gratuita che invita tutti alla valle e tutti i nostri operatori sono impegnati a garantire un percorso in sicurezza. Allora sì, riprende l'attività dopo 2 mesi di lockdown, le nostre vite sono indubbiamente cambiate e quindi anche diciamo, la nostra vita all'interno della valle. Per oggi abbiamo riaperto, questa prima settimana appunto, cioè questo periodo andrà dal 30 maggio al 7 giugno
sarà un periodo sperimentale in cui sperimenteremo appunto nuovi metodi di fruizione e proprio di visita del parco stesso. Comunque ecco, siamo qui, diversi visitatori hanno già prenotato e quindi vuol dire che c'è una volontà di tornare a riappropriarsi sostanzialmente dei propri siti culturali. Da dove venite di nuovo, diciamo, oggi è il primo giorno che la valle riprende, ecco, una sua impressione, qualcosa? È una cosa bellissima, veniamo da Gela e vogliamo fare una visita, un'esperienza culturale ai bambini soprattutto, che è la loro prima volta, la storia, la cultura è il pane della nostra terra. Quindi dopo l'isolamento si ritorna, diciamo, speriamo di sì. Speriamo di sì. È una bellissima iniziativa sicuramente per il nostro territorio intero, per la Sicilia intera, e andiamo alla riscoperta di quelli che sono effettivamente le nostre bellezze culturali e storiche e soprattutto facciamo conoscere ai nostri bambini, si ritorna alla normalità, quindi continuiamo così, sempre positivi e propositivi. Confermata la chiusura dei locali a mezzanotte, passo indietro del sindaco di Agrigento Lillo Firetto, invece sugli alcolici sono vietati ma solo da asporto, si possono consumare se si è all'interno dei locali, firmata l'ordinanza valida fino al prossimo 7 giugno. I dettagli nel servizio. Locali chiusi a mezzanotte, divieto di vendita alcolici dalle 21:30. A meno che non sia consumato all'interno degli esercizi commerciali e divieto assoluto di consumare bevande alcoliche in aree o spazi pubblici. I locali avranno l'obbligo di controllare e segnalare eventuali assembramenti o comportamenti non corretti alle forze dell'ordine, stop a vendita di alcol in vetro o contenitori di metallo. Sono queste le principali novità contenute nell'ordinanza firmata dal sindaco di Agrigento Lillo Firetto, che regolano di fatto la movida agrigentina fino al prossimo 7 giugno. Un'ordinanza che, come si legge nel provvedimento, si è resa necessaria alla luce di quanto verificatosi il fine settimana scorso, in cui si è registrato un'eccessiva affluenza vicino ad alcuni locali pubblici della città. C'era molta attesa sul contenuto dell'ordinanza del sindaco in seguito alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal nuovo prefetto di Agrigento. Si era condivisa una strategia molto stringente. La prima ipotesi prevedeva 0 alcol dalle 21. Avrebbe significato che chi era seduto al ristorante o in pizzeria o a fare l'aperitivo non avrebbe potuto in nessun caso ordinare neanche una birra o un bicchiere di vino. Ipotesi che è stata immediatamente bocciata da più fronti. L'ordinanza attuale entra immediatamente in vigore e avrà durata fino al prossimo 7 giugno. Per tutti i cittadini invece il fatto divieto di consumare bevande alcoliche dalle 21:30 alle 6 del mattino in aree pubbliche all'aperto. Fine del lockdown significa anche ripresa della campagna elettorale. Il candidato sindaco della città di Agrigento, Marco Zambuto, ritorna alla carica con lo slogan "Ripartiamo". Torna a parlare dei problemi legati alla città. Vediamo. Ripartiamo insieme, ecco, Marco Zambuto ripropone la sua candidatura dopo il Covid-19, ecco, quali saranno gli obiettivi e come intenderai catturare l'elettorato agrigentino? Il Ripartiamo insieme è un messaggio che voglio lanciare alla città. Dopo la fase del lockdown, fase nella quale siamo stati tutti impegnati nell'affrontare l'emergenza sanitaria, oggi finalmente uscendo, reincontrandoci tutti, prendiamo atto di una nuova e grande e drammatica emergenza, che è l'emergenza economica. Un'emergenza economica e sociale che ha impoverito tutti. Rispetto a questa nuova fase occorre un grande momento di ascolto nei confronti di tutti gli operatori economici e di tutte le attività economiche della città, i ristoranti, i pub, i negozi, gli alberghi, tutte le categorie. Occorre fare un grande lavoro di ascolto per riuscire a ripartire insieme. È una fase delicata, è una fase difficile, dove però occorre mettere in atto tutte quelle misure che fanno sì che finalmente l'economia riparta. Non possono esserci misure con le quali, per esempio, si va a inibire con gli orari le attività economiche. D'accordo, le misure di sicurezza, le grandi precauzioni da parte di tutti. Abbiamo chiesto ad attività economiche di investire sulle misure di sicurezza, poi però non possiamo dirgli di chiudere o di limitare alcuni tipi di attività. Ecco, occorre un grande
un grande momento di ascolto per superare insieme questa fase. Questo a prescindere dal momento elettorale, perché poi i momenti elettorali sono momenti poi di costruzione di proposte politiche, ma prima bisogna partire dai problemi, dai bisogni, dai territori e dai bisogni concreti e reali. Agrigento perde altri tratti di costa balneabile e la denuncia dell'associazione ambientalista Mariamico che prosegue. Agrigento continua a fare passi indietro in tema di spiagge balneabili. Oltre ai soliti luoghi sottratti alla balneazione come la zona del caos di Zingarello e Drasi per i rischi connessi al pericolo di crolli della falesia, oltre ai soliti luoghi sottratti alla balneazione per l'inquinamento come la foce del fiume Acragas e del fiume Naro, quest'anno si sono aggiunti altri 2 luoghi non balneabili. La spiaggia di Mare Nostrum per colpa della condotta permanente delle fogne presente sulla spiaggia che spesso si rompe perché è sballottata dalla forza del mare, ed un tratto di spiaggia delle dune per colpa della presenza di una ventina di ferri in mare residui dallo smontaggio dell'ex chiosco Oceano Mare. Andiamo sempre indietro come i gamberetti, conclude Mariamico. Il restyling della rotonda Giunone di Agrigento è costato 400.000 euro, cioè tanti quanti ne servirebbero per risistemare buona parte del tessuto viario della città. Questo è il contenuto di una nota stampa diramata dal movimento Mani Libere con in testa l'ex consigliere comunale di Agrigento Giuseppe Di Rosa. La somma necessaria è stata interamente finanziata da ANAS, società quest'ultima responsabile dell'importante snodo viario. Poi prosegue la nota: non discutiamo l'abbellimento, il bello piace a tutti, ma perché questo sperpero di denaro quando accanto alla rotonda, una delle strade che attraversa la valle e porta proprio alla rotonda, è inibita alle 2 ruote con un limite di velocità alle 4 ruote vietato dal codice della strada. Nessun nuovo caso di Covid nell'Agrigentino, altro guarito a Canicattì. C'è il servizio. Questo è il quadro riepilogativo della situazione nell'isola aggiornato alle 15 di ieri in merito all'emergenza coronavirus, così come comunicato dalla regione siciliana all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 145.979 più 3.463 nella giornata di ieri su 125.340 persone. Di queste sono risultate positive 3.440, mentre attualmente sono ancora contagiate 1.137, meno 8. 2031 sono guarite, più 10, 272 le persone decedute. Ieri non si è registrato alcun caso di morte da Covid-19. Degli attuali 1137 positivi, 74 pazienti sono ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva, mentre 1063 sono in isolamento domiciliare. Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell'isola. Agrigento 35, Caltanissetta 18, Catania 445, Enna 16, Messina 274, Palermo 299, Ragusa 18, Siracusa 17, Trapani 15. Il prossimo aggiornamento avverrà domani, lo comunica la Presidenza della Regione Siciliana, che raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero per la Salute per contenere la diffusione del virus. Intanto a Canicattì non ci sono più persone malate. Il report dell'ASP e la comunicazione del sindaco Ettore Di Ventura hanno fatto rilevare che anche l'ultimo soggetto che si era ammalato di Covid-19 adesso è guarito e non è più in trattamento sanitario. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato l'avviso di rischio meteo idrogeologico e idraulico valido fino alle 24 di oggi, attivando un livello di allerta meteo di livello giallo. La Protezione Civile di Agrigento raccomanda alla cittadinanza di prestare attenzione. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà boccia l'utilizzo della nave Moby Zazza. Intanto 106 migranti hanno terminato la quarantena e dal centro d'accoglienza di Siculiana continuano a scappare. C'è il servizio. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà boccia l'utilizzo della nave Moby Zazza, a bordo della quale c'erano 232 immigrati in quarantena. La nave si trova nelle acque territoriali della costa agrigentina, non rimane ancorata in maniera stabile e al bisogno si muove verso Lampedusa per recuperare persone da eventuali sbarchi. Su tale funzione, operata con persone già a bordo provenienti da precedenti sbarchi, il Garante, si legge nel bollettino diffuso nelle scorse ore, non può che esprimere la propria perplessità, considerando che si tratta di persone già sottoposte a percorsi migratori in tutto o in parte via mare, nella quasi totalità dei casi in condizioni di pericolo e di disagio.
Quindi mantenere i migranti in mare dopo che hanno rischiato la vita per attraversarlo sarà oggetto di discussione per il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà con le autorità responsabili. Intanto sono 106 migranti ospiti della nave di quarantena Moby Zaza che hanno terminato il periodo di sorveglianza sanitaria. Arrivato l'esito dei tamponi rinofaringei risultati negativi, i migranti sono stati trasferiti in un centro d'accoglienza. E si registra l'ennesima fuga dal centro d'accoglienza di Siculiana. Il Villa Sicania, commenta il sindaco Leonardo Lauricella, non è una struttura idonea né sicura e per questo provoca gravi preoccupazioni in tutta la comunità. Arrestati 2 ventenni empedoclini, stavano portando via da un'azienda materiale ferroso. Il nostro direttore Arturo Cantella. 2 gli arresti effettuati a Montaperto dai carabinieri mentre ladri sorpresi a rubare il materiale ferroso e bombole in un capannone. Avevano già accatastato tutto il materiale ferroso e le bombole che erano riusciti a trovare all'interno di un capannone di una ditta che produce energia alternativa presso la frazione di Agrigento a Montaperto. Lo avrebbe certamente portato via, ma i carabinieri della compagnia di Agrigento hanno sventato il furto e arrestato in flagranza di reato 2 giovani empedoclini. Il costante e attento controllo del territorio ha portato quindi stanotte i carabinieri in un capannone di una ditta che produceva energia alternativa a Montaperto. Qualcuno poco prima aveva segnalato che 2 persone erano riuscite a intrufolarsi all'interno della struttura. Quindi è scattata immediatamente la verifica, l'area è stata circondata e, badando bene a non essere visti né sentiti, i militari dell'Arma hanno effettuato il sopralluogo. Per prima cosa i carabinieri hanno trovato il cancello d'ingresso divelto, nel piazzale dell'azienda accatastati c'era poi diverso materiale ferroso e le bombole già pronte. Tutto era in attesa di essere portato via, non c'è stato però il tempo per farlo, in quanto i 2 giovani sono stati sorpresi al lavoro. Ad essere bloccati sono stati un 22enne e un 19enne, entrambi residenti a Porto Empedocle. I 2 sono stati arrestati quindi in flagranza di reato per furto aggravato in concorso e per porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Durante la perquisizione ad uno dei ragazzi sono stati trovati anche pochi grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. L'empedoclino è stato quindi segnalato alla prefettura di Agrigento come consumatore abituale di droga. I carabinieri hanno così sequestrato 2 motocicli utilizzati dai ragazzi per commettere il furto. I giovani empedoclini, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, sono stati quindi posti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida del doppio arresto. A Licata, dentro le serre, non crescevano soltanto i meloni ma anche marijuana. Denunciati padre e figlio, trovati oltre 20 kg di stupefacente. Se venduto avrebbe fruttato circa 10.000 euro di profitto. Vediamo. I carabinieri della compagnia di Licata hanno denunciato un 50enne e il figlio 24enne, entrambi licatesi, per coltivazione di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma hanno trovato nascosta tra le colture di meloni cantalupo incontrata a Poggio Cuti una serra dedicata alla crescita di piante di marijuana con più di 60 piante di cannabis in fioritura. Il costante e attento controllo del territorio a Licata si legge nella ricostruzione del comando provinciale dei carabinieri di Agrigento dopo il sequestro di una piantagione di marijuana una settimana fa e il conseguente arresto di un uomo ha portato un altro brillante risultato. Ieri mattina i militari della sezione radiomobile della compagnia di Licata hanno denunciato 2 licatesi, padre e figlio, dopo aver scoperto il loro ingegnoso sistema di coltivazione. Il proprietario del terreno all'arrivo dei militari si è mostrato subito inquieto, ma nulla ha potuto per nascondere quell'appezzamento di terreno ben nascosto tra l'altro tra tutti gli altri. L'accurata perquisizione estesa a tutta l'area ha consentito ai carabinieri di scoprire una piantagione di cannabis attrezzata con impianti di illuminazione e irrigazione, ben 62 piante già cresciute anche fino a 1,5 metri di altezza e pronte per la raccolta. I carabinieri hanno estirpato e sequestrato tutte le piante. Dopo le analisi del laboratorio per capire il principio attivo dello stupefacente, queste verranno distrutte. In tutto si tratta di oltre 20 kg di stupefacente che sulla piazza avrebbe fruttato oltre 10.000 euro. Padre e figlio sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento con l'accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti. Sviluppi nell'operazione affari sporchi, altri 4 arresti a Messina e 70.000 euro sequestrati. Vediamo.
Nuova ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 4 soggetti già raggiunti da altro provvedimento cautelare per associazione a delinquere e reimpiego di proventi illeciti. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo siciliano nei confronti di 4 persone appartenenti ad un'associazione per delinquere dedita al reimpiego di fondi di provenienza illecita. L'operazione odierna costituisce il seguito di quella condotta appena 10 giorni fa, disposta dall'autorità giudiziaria di Patti, che ha consentito di sgominare un'organizzazione criminale dedita prioritariamente al riciclaggio e all'autoriciclaggio di capitali, nonché alla truffa, all'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria e creditizia, al reimpiego di proventi illeciti, sino all'intestazione fittizia di beni attiva nelle province di Messina e di Palermo, capeggiata da un ex dipendente di una filiale messinese di un noto istituto bancario, quest'ultimo da considerarsi parte lesa. In quel contesto, gli accertamenti eseguiti dalle Fiamme Gialle Peloritane avevano consentito di smascherare uno strutturato gruppo delinquenziale che, attraverso un sofisticato meccanismo fraudolento, aveva raccolto ingenti somme da ignari clienti per oltre 2 milioni di euro, per poi riciclarli sfruttando una serie di società operanti nel settore della mediazione creditizia ed altre società cosiddette cartier, serventi solo all'emissione di false fatturazioni necessarie per la ripulitura delle illecite provviste truffate. L'odierna operazione, invece, nasce dalla trasmissione degli atti dalla Procura della Repubblica di Patti a quella di Palermo, disposta dal GIP del Tribunale di Patti, che su tale segmento di indagini si dichiarava incompetente. I fatti dell'odierna operazione riguardano il reimpiego di fondi provenienti dai reati di riciclaggio, truffa, appropriazione indebita ed esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria e creditizia attraverso la costituzione di 3 società con sede nelle province di Palermo e Messina. Oltre alle 4 misure cautelari personali, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Palermo, il GIP di Palermo ha disposto anche il sequestro preventivo di oltre 77.000 euro, somma ritenuta a provento delle condotte di reimpiego di fondi, provento del delitto di riciclaggio. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Il Movimento 5 Stelle all'Ars si spacca, in 5 fondano un nuovo gruppo, Attiva Sicilia. Carmelo Lentini. Sino all'ultimo si era registrato un tentativo del palermitano capo politico attuale ad interim del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, ma alla fine è stato ugualmente divorzio. 5 deputati del Movimento 5 Stelle lasciano il gruppo parlamentare e creano un nuovo progetto attivo denominato Attiva Sicilia. Qualche giorno addietro il deputato pentastellato Sergio Tancredi era stato espulso dal collegio dei probiviri per forti contrasti interni al movimento e transitato nel gruppo misto. In queste ultime ore vanno via anche Angela Foti, l'agrigentino Matteo Mangiacavallo, Valentina Palmeri ed Elena Pagana. Proprio questi ultimi 4 avevano manifestato in un post tutta la loro solidarietà per il torto subito a Roma da Tancredi, esprimendo un certo dissenso per l'assenza di dialogo e confronto all'interno del gruppo parlamentare, specie dopo l'addio di Giancarlo Cancellieri, transitato, come si sa, al governo del paese. L'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è l'ultima finanziaria e che ha visto i dissidenti astenersi e Tancredi addirittura votare a favore. Il nuovo gruppo parlamentare, ricordiamo, mantiene Angela Foti nella carica di vicepresidente dell'Arsi, ottenuta con i voti del centrodestra, che aveva provocato malumore in seno al gruppo pentastellato regionale. Erano state persino richieste le dimissioni della Foti, che le aveva prontamente rispedite al mittente. Non intendo dimettermi, aveva replicato, né da deputata né da vicepresidente dell'Ars, perché la carica mi è stata conferita dal Parlamento. Che ha parlato di inciucio sperava nel voto delle stesse persone che alla fine hanno già deciso di votare per me. Mi sembra una lieve ipocrisia dettata da risentimenti personali. Comunque del vecchio credo grillino rimarranno alcuni punti fermi, e cioè la restituzione di parte degli stipendi. Continueremo a tagliarci l'indennità, hanno dichiarato i 5 dissidenti, e doneremo i soldi risparmiati ai progetti che ci verranno indicati dal territorio. L'unica cosa che chiediamo è tempo
Vogliamo continuare ad essere l'ago della bilancia nell'esclusivo interesse dei siciliani. Il divorzio del gruppo, che da 20 passa a 15 deputati, arriva dopo 8 anni in cui il Movimento 5 Stelle è stato il primo partito dell'isola, nonostante non sia mai riuscito a governare. Ed ora l'intervista a Matteo Manciacavallo, che è a quanto pare il capogruppo del nuovo movimento. Tutto nasce da una differente visione sul modo di gestire il gruppo parlamentare. Noi siamo questo gruppo di 5 persone che ha deciso a un certo punto che quello che si stava facendo all'interno di quel gruppo parlamentare ci stava un po' stretto, nel senso che noi siamo stati chiamati dai cittadini per produrre risultati, per fare qualcosa, per fare sicuramente qualcosa per i cittadini che ci hanno eletti. Invece quello che è l'attuale conduzione del gruppo parlamentare porta ad una improduttività e un'inefficacia da un punto di vista politico. Non raccogliamo nessun risultato. Ad oggi io sono convinto di non andare oltre questo secondo mandato. Al 99,9% non mi ricandiderò alle prossime regionali, quindi voglio rassicurare coloro i quali pensano che io stia facendo un passo per sfruttare il terzo mandato. Anche perché sarebbe più logico chiederlo anche ai miei colleghi che oggi sono al secondo mandato dentro il Movimento 5 Stelle. Non è che qualcuno o la Costituzione italiana vieta loro di candidarsi per la terza volta. Cioè non cambia nulla rispetto a quello che ho sempre detto e a quello che ho sempre fatto. Stiamo soltanto con questo nuovo progetto decidendo di portare avanti le stesse idee, portare avanti e portare dei risultati. Cioè, stiamo soltanto facendo questo per dare significato a questo secondo mandato. Il terzo mandato non è neanche nelle nostre intenzioni e nelle nostre corde in questo momento. Non si placa la protesta di una parte dei movimenti di base siciliani contro la scelta di Musumeci di affidare l'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana alla Lega Nord. Per martedì 2 giugno è prevista una manifestazione in piazza del Parlamento davanti l'ARS. I dettagli nel servizio. Si svolgerà martedì 2 giugno la manifestazione di protesta partita dai social contro la scelta del presidente della regione Nello Musumeci di affidare l'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana a un rappresentante della Lega. Nel giorno della festa della Repubblica, una manifestazione prevista alle 18 in piazza del Parlamento davanti l'ARS. I promotori chiedono che il presidente della regione ritiri la delega a Samonà e che si dimetta. In piazza verranno raccolte le firme per chiedere ai componenti dei gruppi parlamentari di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del presidente. Il gruppo nato sui social e promotore della manifestazione, chiamato No Beni Culturali alla Lega Nord, Musumeci Dimettiti, conta i quasi 50.000 iscritti. Questo partito, scrivono i promotori dell'iniziativa, non ci rappresenta e non ci sentiamo rappresentati neppure da Musumeci, che l'ha accolto a braccia aperte nel governo. Gli organizzatori fanno sapere che verranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste dall'emergenza coronavirus. In piazza i manifestanti porteranno pentole e stoviglie per far rumore e attirare l'attenzione dei politici. Ci saranno anche i simboli della Sicilia, coppole e bandiere siciliane. Hanno risposto all'appello anche artisti siciliani e tamburinari che musicheranno la protesta e studenti delle scuole superiori che proprio ieri hanno annunciato la loro presenza in piazza realizzando un flash mob. 10ª edizione dei Luoghi del Cuore, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare. Votandoli riceveranno il marchio FAI Fondo Ambiente Italiano e gli verrà assicurato un futuro. Tra questi ad Agrigento ne esistono 2 speciali candidati e dunque votabili. Uno è l'Officina delle Tradizioni, nato per valorizzare la storia artistica, rurale e culturale del territorio, e l'altro è la Biblioteca Lucchesiana. Vediamo. Tra i luoghi del cuore scelte dal FAI, dal Fondo Ambiente Italia, c'è anche la Biblioteca Lucchesiana. Che vantaggi avrete e perché esprimere anche il voto per la struttura che lei dirige? Il Fondo Ambiente Italiano è questa istituzione che opera da diversi anni nel territorio nazionale per far conoscere il patrimonio artistico, culturale dell'Italia e da molti anni quindi fa questa opera di promozione di grande valore e per noi diventa un modo per inserire la Biblioteca Lucchesiana nei circuiti nazionali. Non ci sono certamente vantaggi economici, però è un modo per far conoscere
il patrimonio artistico-culturale del nostro territorio. La Biblioteca Lucchesiana, che è una istituzione culturale, ma anche una realtà artistica di grande valore, così cara agli agrigentini e il vanto della nostra città, merita di essere attenzionata. E devo dire che fino ad oggi le persone, in appena 2 giorni, le persone che hanno espresso il voto sono più di 570, e questo fa grande piacere, perché significa che la Lucchesiana è nel cuore degli agrigentini. Io spero che tanti altri ancora possano esprimere il voto, perché la Biblioteca Lucchesiana è una realtà, una istituzione meravigliosa, che ha voluto il vescovo Lucchesi Palle nel 1765. Noi qualche anno fa abbiamo celebrato i 250 anni della fondazione con una serie di iniziative, e tante personalità della cultura si sono alternate in Lucchesiana per fare conferenze, convegni, tante mostre. Quindi vogliamo che il cammino iniziato possa continuare con un supporto da parte di tutta la comunità, non solo agrigentina ma anche nazionale. Come si vota? Come si vota? E questa è la cosa che dobbiamo dire. In 2 modi: o attraverso il link di Facebook, oppure attraverso internet, scegliendo il sito FAI, ci si iscrive, si comunica l'email e si sceglie il luogo da votare. La cosa importante da dire è questa: per ogni luogo si può dare un solo voto, ma il voto che si dà a quel luogo non è esclusivo. Per quel posto una sola persona può dare un solo voto, però contemporaneamente può dare voto per altre centinaia e centinaia di siti. Per questo io ne approfitto per andare a prendere la pagina del FAI e individuare tutte quelle località della provincia d'Agrigento per dare voto. E allora organizziamoci, passiamo voce, coinvolgiamo gli amici, perché sono tanti i posti della provincia d'Agrigento che meritano di essere attenzionati. Io ho guardato l'elenco e sono tanti bellissimi siti, oltre alla Scala dei Turchi, che ormai è un sito conosciuto a livello mondiale. Dal Giappone, dall'America vengono principalmente per vedere la Scala dei Turchi, oltre alla Valle dei Templi, tante altre località. Per questo mi permetto di fare questo invito, quindi non solo per la Lucchesiana, ma per tutto quello che appartiene al nostro territorio. Non comporta niente, non ci sono impegni particolari, c'è semplicemente da esprimere la propria preferenza per questa località. Allora io vi dico grazie a nome della Lucchesiana e a nome del FAI, dei responsabili del FAI, l'avvocato Taib, professoressa Lanza, che veramente si spendono per il nostro territorio. Il Lions Club Chiaramonte dona delle mascherine al centro di emodialosi Ippocrate di Agrigento. Vediamo. Cerimonia di consegna da parte del Lions Club Agrigento Chiaramonte di un congruo numero di mascherine che vengono devolute al centro emodialisi Ippocrate del villaggio Mosè. Abbiamo qua il presidente Giovanni Celauro, ecco, che simbolicamente consegna le mascherine al direttore sanitario del centro, il professore Carmelo Lodico. Allora, Presidente, come mai è nata questa idea? Diciamo che i Lions hanno come motto il "we serve", cioè noi serviamo. E in momenti brutti come questi, dove il coronavirus ci costringe alla forzata inattività, il coronavirus ci costringe a stare chiusi in casa o comunque a vivere in mezzo a tante precauzioni, anche noi non ci fermiamo, continuiamo. Per proposito, io sento il dovere di portare il saluto del nostro presidente di zona, il dottore Carmelo Vitello, che sarebbe dovuto essere qua stamattina, purtroppo improvvisi e interrogabili impegni l'hanno costretto ad assentarsi. In ogni caso lui è presente qua assieme a noi nello spirito, perché partecipa come noi a questo tipo di attività. Come mai il centro dialisi? Ma perché c'è l'iniziativa di Salvatore Tuttolomondo, nostro socio, il quale ci ha manifestato questa necessità. E dove c'è la necessità
di un bisogno, di un aiuto eccetera, i Lions ci sono pronti qua a spendersi per aiutare gli altri, per espletare la propria attività di servizio a vantaggio di chi ne ha bisogno e comunque ci richiede. Dottore Dottomondo, e allora ci è sembrato di capire che l'iniziativa è partita da una sua idea. Sì. Ecco, ci vuole spiegare che cosa è successo? C'è stata una specifica richiesta? Sì, praticamente è successo questo, che noi già in dialisi, come ha fatto il nostro direttore sanitario quando non lo dico, abbiamo tutti i pazienti che sono già con le mascherine, a momento vengono a essere bonificati, diamo i guanti e quant'altro per dicendo. Quindi c'è la massima protezione all'interno della struttura. Io ho visto che c'erano alcune persone che per problematiche inerenti al fatto che non potevano trovare le mascherine o in alcune parti erano a prezzi estremamente esosi e alcune persone mi avevano chiesto delle mascherine da portare a casa. Allora io mi sono fatto promotore di questa situazione, ne ho richiesto anche il consenso del nostro direttore sanitario, dottor Lodico, che ha dato l'ok, così ho trovato anche delle porte aperte nel Lions Club, in questo caso nelle veci dell'amico mio, il quale praticamente mi ha dato le porte aperte per comprare delle mascherine e dare ai pazienti dopo che finiscono la dialisi per poterle usare tranquillamente nello stato civile. E chiaramente in questo contesto le due cose essenziali che dobbiamo portare avanti sono l'uso delle mascherine e il distanziamento sociale. Ecco, per il distanziamento sociale io faccio di tutto per farlo capire ai pazienti che deve essere sempre attivo e presente ogni giorno della loro vita. Per le mascherine questo è un piccolo dono che praticamente a loro servirà per la giornata, per quello che devono fare. Professore Lodico, e allora questo è un regalo inaspettato, ma quanto può essere importante la mascherina di questi tempi? La mascherina è fondamentale per quanto riguarda la trasmissione della malattia. Con ciò voglio ringraziare il dottor Dottomondo e il presidente del Lions Club. È stata una bellissima idea, perché serve principalmente per non infettare gli altri. I pazienti in dialisi, già noi li proteggiamo, loro uscendo dalla dialisi non hanno questa protezione, verso i familiari e verso i conoscenti. Queste mascherine hanno un'utilità estrema, infatti l'uso delle mascherine ha, diciamo così, attenuato l'efficacia malefica del virus. Io vi ringrazio ancora di questa collaborazione, in nome anche dei pazienti di dialisi e di tutta la direzione amministrativa della centro dialisi. Grazie. Protesta per l'ospedale di Partinico, nonostante le rassicurazioni dell'assessore regionale Ruggero Razza. Stamattina più di 500 persone hanno manifestato per ottenere tempi certi sul ripristino dei reparti che erano stati trasformati in Covid Hospital. I dettagli nel servizio. Era l'assistenza pediatrica che è completamente scomparsa in un territorio ampissimo che va da Castellammare fino a Palermo e fino a qualche giorno fa fino al centro di Palermo, perché oltre a Partinico, punto di riferimento pediatrico per Alcamo e Castellammare anche, c'è stata la chiusura del pronto soccorso pediatrico del Cervello. Siamo pronti a seguire il processo di riconversione del nostro ospedale e abbiamo bisogno che da subito, cioè già giorno 1, l'assistenza pediatrica venga garantita nel presidio ospedaliero di Partinico, perché il nostro pronto soccorso senza i pediatri è un pronto soccorso monco. Sono fiducioso perché se lo staff della nostra azienda ci riflette pochi minuti si accorge che abbiamo tutte le forze pediatriche per poter assicurare questo servizio già da giorno 1, mettendo assieme, se vogliamo, sia gli operatori del PIP che gli operatori già presenti nel nostro presidio ospedaliero. Il problema, ospedale ha avuto la capacità di rimettere insieme una città ridotta a brandelli, di mettere insieme una comunità che si è ritrovata su un problema che è un problema di tutti. A oggi di scritto non c'è niente, ci sono solo parole. Una cosa è certa, intanto infermieri e operatori sociosanitari sono stati tutti assunti, come si dice alla mia parte, a tinghitè in questo periodo giustamente di pandemia, quindi ci dovremmo ritrovare in condizioni normali con una struttura
avente un personale potenziato. Noi qualche dubbio l'abbiamo, assieme a tutti quelli che hanno organizzato questa manifestazione. I tempi non sono scanditi, non c'è un cronoprogramma sulle cose da fare. Si parla di una lunga sanificazione, dovremmo capire quanto è lunga questa sanificazione. Gradualmente si deve riattivare, come in una settimana l'avete smantellato, riconvertito e ora gradualmente. Vorrei capire perché il personale d'ufficio è stato tutto trasferito o quasi tutto trasferito. Gli elementi per pensare che siano soltanto chiacchiere ci sono tutti. Non gli diamo 48 ore, gli diamo più tempo, ma avranno il tempo in una settimana di mettere nero su bianco. Cosa vogliono fare, in che tempi e vogliamo vedere qual è il risultato, che tutti si riempiono la bocca. Noi non diciamo no al Covid, noi diciamo sì a tutti i reparti che c'erano prima perché il territorio ne ha bisogno. Sono stati smembrati Alcamo nel tempo, è stato smembrato anche Carini, oggi il baluardo, il presidio per eccellenza è Partinico su un'utenza di 250.000 abitanti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.